Beh, buonasera a tutti, vi ringrazio, tutti i presenti. È una bellissima serata. Io in questo momento sono in giunta, per cui mi scuso, ma dovrò lasciarvi perché siamo in fase di ultimazione del programma per le manifestazioni di inaugurazione del ponte. Ognuno di noi porta la sua parte, io porto la mia parte, assessorati alla cultura e al turismo, per cui siamo un po' in fremito per questo lancio che sarà la settimana prossima. Vedo che questo incontro è registrato, per cui mi fa piacere, perché sarà interessante anche poterlo far rivedere nelle scuole. Voi sapete che io ci tengo tantissimo a questo discorso di formazione e di condivisione di quelle che sono le bellezze della nostra città, del nostro territorio. Marinali è stato un momento di ricondivisione di un patrimonio bassanese importante. Stiamo lavorando anche su un percorso su itinerari vicentini e questa sarà un'altra sorpresa, proprio grazie a quanto fa il nostro direttore del museo Barbara Guidi e alla bella amicizia che abbiamo stretto grazie al premio Cultura Bassano Davide Gasparotto con Monica De Vincenti, che è stata per noi veramente una scoperta piacevole. Bassano la ringrazia, ha reso Marinali amico. Ecco, un aneddoto che mi piace così narrare è che in questi giorni un Bambi, un cerbiatto, ha attraversato il Ponte Vecchio, il ponte di Bassano, ed è salito verso la piazza. E la prima immagine che ci è venuta è che è andato dalla sua mamma, che è sulla statua di San Bassiano. Ecco, e lui è andato a cercare la sua mamma sotto San Bassiano. Vi posso dire che tantissime persone si sono rese conto che San Bassiano aveva un mantello così bello e la sua cerva sotto è così dolce, da quando comunque abbiamo posto l'attenzione anche su questi particolari. Quindi vi ringrazio veramente, perché aver reso Marinali vivo, caldo, interessante, è stato comunque aver raggiunto uno scopo importante. Siamo stati, per così dire, un po' rallentati da questo periodo duro, però credo che il faro l'abbiamo acceso e questa è la cosa più importante. Vi ringrazio. Io mi fermo per qualche minuto finché non riprendiamo qui con la giunta e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie. Eccoci, allora, siamo qui di nuovo assieme questa sera. Purtroppo mi dispiace moltissimo, credo dispiace anche a tutti voi, solo virtualmente, per questo nuovo appuntamento legato alla mostra Marinali e Bassano con uno sguardo di Fabio Zonta. Alcuni di voi hanno avuto la possibilità di visitarla, altri so che speravano di poterlo fare magari con le visite guidate, ma purtroppo la sorpresa di questa nuova prolungata chiusura ci ha sorpreso tutti e costretto di nuovo a un altro periodo di separazione, di attesa, che chiaramente non ci rende felici, ma attendiamo tutti una buona notizia di poter riaprire quanto prima, auspicabilmente prima della fine della mostra. In ogni caso avremmo voluto, era in programma questa conferenza di approfondimento rispetto alla mostra, era in programma e la godremo con la fortuna comunque che le tecnologie ci offrono di poter in ogni caso
continuare a parlarci e a vederci in qualche modo. La conferenza di stasera, che si intitola I marinali e la scultura veneta tra 6 e 700, riguarda appunto un ulteriore approfondimento della vicenda artistica, della parabola artistica di Orazio Marinali, scultore bassanese, che si dimostra palesemente una figura di spicco del panorama scultoreo veneto, un protagonista la cui fama di fatto abbiamo visto, abbiamo scoperto e abbiamo riscoperto oltrepassò i confini addirittura del territorio della Serenissima. L'occasione di questa mostra, anzi scusatemi, l'occasione di questo centenario ci ha offerto la possibilità di riaccendere, come diceva l'assessore, un faro su questo importante artista del nostro territorio. Ci ha dato modo di vedere che contemporaneamente alla mostra sono state offerte delle pubblicazioni, ben 3 aggiornate su questo importante scultore, e oggi appunto, come vi dicevo, abbiamo la fortuna di allargare ancora di più lo sguardo, di allargare il nostro orizzonte, e come dal museo siamo usciti in questi percorsi cittadini, oggi immaginiamo un viaggio, no? nella regione alla scoperta di altri capolavori di questo scultore e di questa sua fiorentissima bottega, che veramente dette una svolta anche dal punto della pratica artistica dell'organizzazione, che ha aperto la strada al futuro della pratica scultore. La professoressa De Vincenti quindi contestualizzerà l'opera di Orazio e dei suoi collaboratori e familiari nel panorama veneto in cui si trovarono a operare. Partirà dalla formazione avvenuta tra Bassano e Vicenza, ci racconterà come arriva all'affermazione sulla scena, soprattutto il palcoscenico veneto, il palcoscenico più ambito per uno scultore di quel periodo e di questo territorio, un palcoscenico importantissimo in cui Marinali si confronta addirittura con quello che forse era lo scultore più in voga, di maggior fortuna, chiamato anche il Bernini adriatico, no? Giusto Lecourt, il fiammingo Giusto Lecourt, fino a condurci al momento del massimo fulgore in cui l'impresa dei Marinali di fatto diventa predominante sul panorama artistico del tempo. In particolare la professoressa ci racconterà e ci spiegherà una delle principali declinazioni dell'arte dei Marinali, quella della scultura, della statuaria da giardino, che è un genere affascinantissimo, con il quale veramente Marinali si distinse e realizzò una serie di capolavori veramente importanti. E ci farà scoprire come addirittura questo scultore sia riuscito a giungere in zone lontanissime e inaspettate, proiettando così la sua fortuna lontano nel tempo e nello spazio, fino ad arrivare ad una vera e propria riscoperta tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in luoghi che noi non immagineremo, addirittura oltreoceano, dove i grandi ricchi, l'elite internazionale, desiderosa di avere ville e opere d'arte uguali a quelle del nostro patrimonio artistico del nostro paese, portarono da loro appunto alcuni di queste importantissime opere. 2 parole solo sulla professoressa De Vincenti, dopodiché lascerò a lei la parola, mi sono dilungata fin troppo. La professoressa si è formata a Ca' Foscari a Venezia, dove è stata anche docente a contratto per molti anni, e attualmente insegna storia dell'arte all'Università Internazionale dell'Arte di Venezia. È una specialista di arte veneta dal Cinquecento all'Ottocento e si è in particolare interessata alla scultura, all'ambito della scultura. Ha pubblicato numerosi interventi su riviste specializzate, è autrice di importanti pubblicazioni, ha partecipato a rilevanti convegni di caratura internazionale e ha curato anche numerose mostre, tra cui l'ultima, la nostra
mostra al Museo Civico di Bassano del Grappa, appunto dedicata a Marinali. Tra le principali mostre a cui ha collaborato c'è quella di Donatello e il suo tempo, Sebastiano Ricci, il trionfo dell'invenzione nel Settecento veneziano, tenutasi alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, un'altra monografica su Marinali e la scultura veneta tra il 6 e il 700 e poi molte altre tra mostre e pubblicazioni. In particolare per quanto riguarda le pubblicazioni ricordo la scultura nei giardini delle ville venete, il territorio vicentino, che forse può essere considerato una sorta diciamo, di punto di partenza per quella che sarà l'idea degli itinerari marinaliani che stiamo sviluppando, e che è un libro che tra l'altro è stato presentato al Salone del Libro di Torino nel 2014, segnalato per il premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti e infine è stato segnalato per l'alto contenuto culturale e artistico dalla giuria del premio Brunacci di Monselice nel 2019. A questo punto a me non resta che lasciare la parola a Monica De Vincenti. Vi ricordo che durante la conferenza chiunque volesse porre delle domande alla professoressa lo può fare inviandomi via chat le domande. Alla fine dell'intervento io le porrò alla relatrice. Vi ricordo, come ha detto l'assessore, che la conferenza è registrata e che quindi sarà anche trasmessa, consultabile più tardi e nei prossimi giorni e settimane sul canale YouTube dei Musei Civici. Grazie a tutti ancora per essere qui con noi e lascio la parola a Monica De Vincenti. Grazie, grazie alla direttrice del Museo Civico di Bassano e all'assessore. È un grande piacere essere qui. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di poter ampliare ulteriormente lo sguardo su Marinali. E quindi passerei subito a condividere il mio PowerPoint sperando che vada tutto bene. Allora, la mia idea è quella appunto di portarvi a conoscere Orazio Marinali in quelle che sono le particolarità, diciamo, del suo stile proprio nel contesto della scultura veneta. Allargare lo sguardo in questo senso ci consente anche di capire quale contributo personalissimo e importante i Marinali abbiano fornito alla scultura veneta, ma in realtà non soltanto veneta. Mi piace cominciare con una frase di una studiosa che io ammiro molto, Nava Cellini, la quale negli anni '80, nei primi anni '80, a proposito di Marinali, si esprime in una frase che io ho trovato folgorante, devo dire, e che probabilmente ha anche condizionato quella che poi è stata la mia lettura di Orazio, mi ha portato a uscire un po' da quella che era il racconto che ormai si era in qualche modo stabilizzato a partire dal Verci, e che il Verci appunto è stato responsabile, diciamo così, ha condizionato una lettura critica su Orazio che in qualche modo appunto la Navacellini ha invece rovesciato, o meglio ha fatto nascere in me una scintilla, e la frase è questa. Allora, il repertorio marinaliano si rinnova in gran parte per lo spirito che lo anima, non più lambiccato e archeologizzante, ma cordiale, attento agli aspetti privati della vita e alle rappresentazioni teatrali. Tali ricerche e cambiamenti non appaiono a Roma. C'è da tenere presente che nel clima apparentemente raffinato, ma in realtà stanco e accademico, salvo qualche eccezione del tardo Seicento romano, non esiste una personalità geniale di scultore da paragonare al Marinali. E, se anche c'è, nella sua formazione qualche componente romana, l'innesto avviene su una base differenziata, profondamente veneta ed è nuovamente vitale.
Ecco, proprio questa frase mi ha portato a, diciamo così, a seguire quelle che erano i suggerimenti che si potevano cogliere anche negli studi successivi, tra cui in particolare quelli degli anni 30, che avevano proprio a partire dalle opere del Museo di Bassano colto delle analogie molto, molto interessanti con le opere degli Albanese. E in questa immagine vediamo il confronto, secondo me molto eloquente, tra la terracotta con la Pietà e i due piccoli angeli e il Cristo morto sostenuto sempre dagli angeli, dai grandi angeli di Giambattista Albanese, che si trova sulla facciata della chiesa di San Vincenzo e che è stato realizzato tra il 1614 e il 1616. La piccola terracotta di Bassano, come sapete, è uno studio. Non vi è una corrispondenza precisa con nessuna delle opere che conosciamo di Orazio Marinali, ma è probabilmente stata realizzata come una preparazione, un pensiero che riguardava un'opera che comunque Orazio avrebbe realizzato all'interno della stessa chiesa, sull'altare, eccola, ovvero il Cristo morto sostenuto dagli angeli. Scusate, qui però l'altare appunto di San Vincenzo, della chiesa di San Vincenzo della Pietà, con il Cristo morto. La cosa estremamente interessante è che l'avvicinamento con l'albanese Giambattista Albanese, era morto nel 1630 per la Grande Preste, era mediata, diciamo così, da una precisa volontà dell'artista, poiché appunto vi era molta distanza temporale tra l'apprendistato, la formazione di Orazio e appunto la morte di Giambattista. Ma da tramite poteva poteva essere stato il tramite il fratello di Giambattista, Gerolamo Albanese, che è senza dubbio uno degli artisti più noti dell'epoca e assolutamente uno degli artisti più celebrati. Di cui possediamo per esempio Editto III, anni dopo la sua morte, muore nel 1660, un volumetto, scusate, un volumetto di poesia che si intitola Lacrime di Parnaso. Ora, gli Albanese furono degli scultori molto importanti a Vicenza che portarono diciamo con loro un bagaglio che proveniva appunto dal Cinquecento, in qualche modo erano gli eredi di una grande tradizione di scultura, quella appunto vicentina, che attraverso i rubini e appunto anche gli albanesi si collegava ad Alessandro Vittoria e quindi diciamo al secolo d'oro della scultura veneta. Il motivo per cui secondo me la possibilità che Orazio, nonostante quelle che sono appunto le affermazioni di Verci, il viaggio romano, la formazione a Venezia, trova forza invece nella vicinanza, in quell'intimo proprio sentire con lo scultore vicentino. Qui vediamo un'immagine del San Girolamo che Girolamo Albanese realizza, siamo alla metà del Seicento, per la chiesa di Santa Corona, per la Cappella del Rosario, e il confronto con il San Girolamo che realizzerà Orazio Marinali per la facciata della chiesa degli Scalzi a Venezia, che è la grande impresa veneziana dei nostri fratelli marinali, i nostri fratelli bassanesi. E possiamo già notare da subito come, al di là di quelle che possono essere le qualità formali, il richiamo è a una ripresa appunto del Cinquecento, di quelle che erano state
modelli che avevano consentito e portato avanti numerose botteghe nella Vicenza tra la fine del Cinquecento e appunto la metà del Seicento. Una città dove molte sono le occasioni di lavoro, le imprese decorative, nei palazzi privati, nel teatro olimpico, ma anche nelle ville. E una villa tra le più, diciamo, interessanti per quanto riguarda l'evoluzione poi dei marinai sarà la Rotonda. Gli albanesi collaborano con Vincenzo Scamozzi e arrivano anche a Venezia. E a Venezia riescono a portare avanti quel metodo che era stato, che era il proprio loro, quello appunto di continuare nell'analisi, nel rapportarsi con i grandi maestri del Cinquecento. La cosa che è molto interessante è che se nel primo Seicento, diciamo così, questa tendenza a guardare indietro poteva sembrare fuori tempo e non alla moda, questo metodo di lavoro, invece, queste fonti di ispirazione, passando attraverso i marinali, saranno anticipatrici di un clima che si verificherà solamente verso la fine del Seicento, diventerà, diciamo, linguaggio comune solo alla fine del Seicento, e che deriva dallo svilupparsi della volontà, diciamo così, di contrastare il barocco. Sto parlando della cultura dell'Arcadia, e che troverà in alcune rappresentazioni, in alcune opere di Marinali, delle prove estremamente interessanti. Girolamo Albanese in questa statua, che è datata e firmata 1658, si misura con il grande Jacopo Sansovino, con il gigante, uno dei due giganti della Scala di Palazzo Ducale, è una delle opere più famose in verità di Venezia e più rappresentative, essendo nel Palazzo del Doge. Però fornisce, come vedete, una sua originale versione, una versione che tiene conto anche di uno sviluppo che alla fine della carriera del fratello si era verificato, un anticipo in qualche modo del clima barocco. Giambattista infatti morì molto giovane, o meglio la sua vita fu stroncata proprio quando era più promettente. Ma Girolamo si fa suo erede e cultore anche della memoria, continua con una bottega che sarà tra le più importanti a Vicenza, ed è una bottega su cui non moltissimo conosciamo. Sappiamo che ne ha fatto parte anche il figlio Francesco, e io presumo, credo, ipotizzo che in qualche modo possa averne fatto parte anche Orazio. Quindi non, diciamo, una formazione romano-veneziana, ma invece proprio territoriale. Un contatto con questa bottega e poi una sensibilità nel guardare le opere che erano state create dai maestri che avevano operato a Vicenza e agli albanesi in particolare. Ora stiamo vedendo una bella immagine della villa piovene Castelgomberto, e l'apparato scultoreo di questo bellissimo complesso, piuttosto nutrito, contiene tra l'altro delle sculture di soggetto sacro, che è piuttosto raro nella statuaria veneta da giardino. Venne realizzato con il concorso di vari artisti e varie botteghe tra il 1666-67 e il 1675. Si tratta di un complesso interessante per portare avanti il nostro discorso, perché appunto nel suo interno è possibile rintracciare la presenza di quelli che erano i protagonisti del panorama vicentino dell'epoca. Gli albanesi, appunto, gli Allio e qualche altro scultore di cui nome ancora ci sfugge, a dir la verità.
ecco, la presenza di Francesco Albanese, cioè del figlio di Girolamo, è presente, diciamo, è testimoniata da queste due figure, l'Adamo e l'Eva, che si rifanno agli esemplari dello zio, il fratello del padre, e con forme più semplificate. E sono realizzate, o meglio, hanno una posizione frontale proprio di fronte a quelle che invece realizza Orazio Marinali. Chi ha potuto andare a vedere la mostra o consultando il catalogo sa che queste due sculture trovano una testazione nei disegni che sono contenuti nel preziosissimo album Marinali del Museo Civico di Bassano, e che testimoniano appunto un momento di prima ideazione delle figure di San Girolamo e della Maddalena. Quindi questo complesso diventa in qualche modo così precedente, si colloca nel momento in cui Orazio trascina con sé la bottega familiare, i familiari, e arriva a Vicenza e si pone in questo momento sullo stesso piano, a meno che non stia ancora addirittura collaborando con gli Albanese. In verità noi sappiamo, i pochi dati che abbiamo sull'arrivo di Orazio, sulla sua iscrizione alla Fraglia, ci dicono che intorno appunto al 1666-67 si trasferisce a Vicenza. Nel 1671 risulta un pagamento, ma alla Fraglia, ma la vera iscrizione avviene nel 1674. Ed è una data significativa questa del 1674. Noi abbiamo delle notizie circa la sua attività a Vicenza in complessi molto importanti come il Palazzo Caldogno a Pozzo Rosso, di cui purtroppo non ci rimane più nulla perché il palazzo è stato distrutto dai bombardamenti, se non qualche foto d'epoca, che comunque è interessante perché consente di avvicinare queste opere che stiamo guardando nella loro semplificazione, nella certa schematizzazione che si può rilevare, soprattutto nella figura della Maddalena in questo caso, con queste sculture che decoravano la grande sala da ballo dove si trovavano anche i dipinti di Giulio Carpioni. Ma il 1674 è una data, è un momento significativo perché questa dicevo con la data del pagamento alla Fraglia Vicentina, che certifica quindi diciamo così, la volontà di Orazio. Orazio è diventato maestro, è in qualche modo responsabile, ha assunto un ruolo di primo piano anche all'interno della bottega, e diventa interessante se la collochiamo con ciò che accade nella Serenissima, cioè a Venezia. Il 1674, la primavera del 1674, vede Orazio Marinali affacciarsi sul panorama veneto con una commissione molto importante, soprattutto perché il personaggio che lo chiama sarà il futuro doge Francesco Morosini, il Peloponnesiaco. E qui vediamo il contratto che è esteso il 18 aprile del 1674 a Vicenza, firmato appunto da Orazio Marinalle, come vedete, e poi da Francesco Morosini. In questo contratto Morosini chiede la realizzazione di 8 statue di dimensioni piuttosto eccedenti 2 metri, di pietra di San Niccolò, quindi una pietra tenera, di pezzo intero, quindi senza aggiunte, e senza cioè blocchi assemblati in un secondo momento, e soprattutto definisce Orazio Marinale mastro di statue.
Questa definizione è estremamente interessante perché sin dal suo inizio Orazio Marinali, e in questo trascina i fratelli minori, Francesco, forse meno dotato, ma il dotatissimo Angelo, il più giovane, nel considerarsi statuari, quindi non tagliapietra, ma scultori, quindi estremamente, diciamo così, la sua volontà è quella di allontanarsi dalle arti meccaniche, ma proporsi appunto come un esponente dell'arte liberale. Anche in questo senso c'è un'anticipazione di un pensiero che, per quanto riguarda almeno la terra veneta, arriverà più tardi e apparterrà intorno agli anni '80 piuttosto ai pittori che non agli scultori. E su questo tasto, diciamo così, di voler essere considerato statuario, si gioca anche tutta una serie di liti molto interessanti che si ritrovano nei documenti che ha riferito il Saccardo, una fonte inesauribile, una miniera da cui attingere continuamente, che riguardano una sorta di storia infinita dell'altare di Santi Faustino e Giovita che oggi si trova a Villa Verla. E in questi documenti noi scopriamo appunto che uno delle cose, diciamo degli argomenti che più facevano scattare la contrarietà di Orazio, che era un personaggio molto, molto particolare, con una personalità molto forte, era appunto quella di essere coinvolto nelle esecuzioni, che fosse coinvolta la sua bottega o lui stesso nelle esecuzioni di parti secondarie, che non fossero appunto le sculture, le figure. Quindi il compito di statuario. A distanza di poco tempo, cioè di 5 anni, ritroviamo i Marinali realizzare interamente la decorazione della facciata interamente in marmo, cioè la facciata forse una delle più costose in assoluto, ma sicuramente forse la più costosa di Venezia, che era stata finanziata da Girolamo Cavazza, divenuto nobile dietro esborso di denaro, ma è cittadino originario, che decide di lasciare questa testimonianza di amore per la patria e di anche pietà e di amore verso Dio, con un'opera che è straordinaria per più aspetti. Da un punto di vista architettonico, la facciata è realizzata da Giuseppe Sardi. È un complesso anche questo che si vuole porre nel solco della tradizione. Girolamo Cavazza stesso non aveva, diciamo così, innescato una sorta di polemica non diretta, ma nel suo mecenatismo con quelli che erano i nuovi nobili, cioè coloro che avevano acquistato il patriziato veneziano dietro esborso di denaro, ma non erano cittadini originari come lui, erano magari mercanti, non avevano oppure erano nobili di terraferma. A Venezia questa situazione che si apre nel 1646 avrà delle ricadute nelle arti figurative straordinarie. Questa facciata vuole porsi, come dicevo, nel solco della tradizione, nella ripresa di quello che era anche il secolo d'oro di Venezia, cioè il Cinquecento, il momento in cui Venezia era al massimo del suo splendore e della sua potenza, e propone un prospetto estremamente prezioso per quanto riguarda il materiale costitutivo, ma anche e soprattutto straordinario per quanto riguarda la decorazione scultorea. Si tratta infatti di figure di santi nudi per lo più, con l'eccezione della figura della Madonna con il bambino che si trova nella nicchia centrale, delle due virtù che l'affiancano nelle nicchie laterali, che richiamano in modo immediato, diciamo così, la classicità, la statuaria antica,
sebbene vi siano degli elementi che vedremo un pochettino più avanti con altre immagini, estremamente interessanti, che sono in linea invece con quella che era la pittura alla moda, cioè la corrente dei Tenebrosi. Nel 1679 però noi abbiamo anche un'altra testimonianza che è estremamente interessante, la fornisce l'abate Parenti, che era a Venezia in missione per conto del duca di Modena Francesco II, per recuperare le notizie su scultori presenti a Venezia, e Orazio Marinali viene citato con i due fratelli da Bassano insieme alle opere che aveva realizzato fino a quel momento. E così scopriamo che non soltanto Orazio, già a questa data, 5 anni dopo quello che sembra essere proprio il suo primo ingresso nel panorama veneziano, aveva già, diciamo così, era già in grado di competere con quelli che erano considerati gli scultori di grido, che sono elencati da Giovanni Parenti in questa missiva, che sono Giusto Lecourt, che sono Michael Fabris Ongaro, cioè Giusto Lecourt Fiammingo, Ongaro appunto Michael Fabris, Giovanni Comin e Enrico Merengo, che viene definito il miglior allievo di Giusto Lecourt, e Tommaso Rues. Quindi abbiamo già un panorama degli artisti che vengono considerati, ce ne sono degli altri, poi ne vedremo per esempio Francesco Cabianca, le figure sono davvero più numerose, ma questi erano considerati gli scultori più importanti e più interessanti da proporre al Duca di Modena. E in questa elenco troviamo per esempio la facciata anche della Salute, cioè Orazio Marinali e i suoi fratelli operano sulla facciata della Salute, oltre ad aver già realizzato delle opere per la Veneria del Duca di Savoia, e poi in quel preciso momento stavano lavorando anche per Santa Giustina di Padova, per la Basilica di Santa Giustina, insieme allo stesso gruppo di artisti. La cosa che vorrei farvi notare è che nel 1674, cioè quando Orazio giunge a Venezia, e alcuni documenti peraltro ci dicono che recupera anche un punto d'appoggio vicino alla Salute, dove appunto ha operato, vicino all'abbazia di San Gregorio, una sorta, diciamo così, non proprio di studio, ma diciamo proprio un punto d'appoggio in cui giungono le sue opere probabilmente, e dove vengono probabilmente preparate e anche magazzinate, nel momento in cui arriva da 5 anni circa, era stato inaugurato questo bellissimo monumento, un monumento celeberrimo a Venezia, il simbolo, diciamo così, più splendido del barocco veneziano, è architettato da Longhena, da Baldassare Longhena, appunto l'architetto della Salute, e con un popolo di statue che sono state scolpite dai più grandi scultori. Ritroviamo Giusto Lecourt naturalmente, ritroviamo l'Ongaro, ritroviamo anche il Bartel, che non è stato nominato da Parenti, e il Falconi. Una serie di il Cabrioli, e una serie, diciamo così, di maestri che mettono in scena un complicatissimo programma celebrativo che per noi diventa molto, molto complesso da comprendere, ma che è stato ben spiegato anche attraverso la letteratura, dei testi che ci chiariscono il significato di ogni figura e il significato più complessivo. È un monumento che ebbe una grandissima risonanza non soltanto a Venezia, sia per la magnificenza, sia anche per la complicazione di questo
di questo programma a cui si era dedicato Emanuele Tesauro, uno degli autori del Seicento più importanti. In realtà noi siamo di fronte a una vera e propria resurrezione, come ci dicono le scritte che vediamo in bianco sullo sfondo nero, Vixit anno, gli anni della Doge, l'anno della morte e poi appunto l'anno della rinascita, che coincide con l'inaugurazione del monumento, il 1669. Di questo monumento si sono occupati, diciamo così, poeti, vari letterati, e danno la misura del grande impatto che aveva avuto sull'immaginario. E lo ritroviamo in una elaborazione, in un disegno appunto di Orazio Marinali, in una rielaborazione che coglie soprattutto la parte, diciamo così, dei mori, del basamento, che viene riprodotto per un portale di un palazzo, probabilmente della famiglia Trisino, credo, almeno così sembrerebbe indicare lo stemma che vediamo al colmo dell'arco. Un'interpretazione che dà la misura di come effettivamente Orazio si ponga nei confronti di Lecourt con una curiosità, perché siamo di fronte a un maestro. Anche Lecourt non è passato a Roma come la tradizione degli studi voleva, ma i documenti hanno dimostrato che giunge direttamente a Venezia dalle Fiandre con dei riferimenti culturali e una preparazione, una formazione che deriva dal Callinus, da autori fiamminghi appunto, e che risente molto dell'insegnamento di Rubens e di Duquesnoy. E una volta arrivato a Venezia si ambienta, mantenendo però una grande indipendenza, diventando appunto il campione del barocco, perché di fondo porta forme e figure, immagini e vitalità sconosciute fino a quel momento. Qui vediamo i Marinali, la realizzazione di 2 delle 4 figure che vengono realizzate, vengono scolpite ai Marinali per la salute, e sono 2 figure di santi guerrieri, da una parte Sant'Odoro e dall'altra parte San Giorgio. Sono figure importanti perché collocati appunto nella facciata, nei prospetti laterali della chiesa, che all'interno è totalmente, praticamente, decorata dal punto di vista scultoreo da Giusto Lecourt, che è autore dello straordinario teatrale Altar Maggiore, con la Madonna che accogliendo la supplica di Venezia scaccia la peste. Queste figure di guerrieri già danno una misura di quella che sarà la differenza. Da una parte l'attenzione per le novità e l'eloquio di Lecourt, e dall'altra però anche il mantenimento della propria personalità e di una propria inclinazione. Ecco, Lecourt è noto ed è particolarmente ammirato nella sua qualità di ritrattista, e qui vediamo uno dei ritratti più spettacolari realizzati da Giusto Lecourt, ovvero il ritratto di Caterino Cornaro, l'eroe della guerra contro il turco, che viene realizzato nella Basilica del Santo per volontà degli eredi dell'eroe nel 1673. Si tratta di un capolavoro della scultura non soltanto italiana dell'epoca, che riproduce le fattezze del ritrattato con estrema cura, così come anche l'armatura, cioè ogni particolare, diciamo così, del vestimento, e soprattutto carica la scultura di una forza vitalistica, di una volumetria espansa e piena di energia, che sarà appunto l'elemento caratterizzante, fondante, il particolare
stile di questo scultore. In un momento in cui, in questi anni, 1673, sono passati quasi 20 anni dal suo arrivo nella laguna e pochi anni lo attenderanno, la morte lo prenderà nel 1679, quindi siamo nella piena maturità e nel pieno, diciamo così, sviluppo di un linguaggio che è suo proprio, estremamente ammirato ed estremamente copiato. E qui mettiamo vicino il ritratto dei fratelli Marinali di Bassano, proprio per darci, per dare la misura della differenza che corre tra una immagine e l'altra. La volumetria espansa, l'idea di questo vento, no, che scompiglia i capelli e arruffa il manto, è l'espressione di proprio dell'essere, della virtù eroica del personaggio, che viene tradotta invece da Orazio da Orazio dai fratelli, in un modo del tutto peculiare. Allora, prima di tutto c'è da notare la differenza riguardo la personalità dei due diversi ritrattati. L'uno è un podestà capitaneo, quello dei Marinali, l'altro un eroe della guerra, e quindi aveva, diciamo così, un risalto e un ruolo che doveva essere posto con un grande maniloquenza. Ma nella formula che viene utilizzata dai Marinali, i quali colgono la volontà, la moda che nasce, diciamo così, da questo tipo di ritrattistica, e che porta tutti i vari aristocratici che riescono ad avere una nomina fuori Venezia e quindi a poter ambire a un ritratto, perché come sapete a Venezia i ritratti dei vari aristocratici potevano essere sopportati solo sulle tombe, e comunque la politica autocelebrativa era molto limitata dai provveditori alle pompe. Fuori però era possibile essere ritratti, e la formula che viene utilizzata, che viene pensata dai Marinali, è estremamente interessante, perché appunto sulla base di un volto che è naturalistico, e con anche diciamo l'elemento alla moda della grande parrucca, ritroviamo però il vestimento all'antica, una classicità che rende ancora più regale, nobile la figura del ritrattato. E qui vediamo la differenza con un altro ritratto di Podestà che si trova al Palazzo della Ragione di Feltre e che è opera di Francesco Cabianca. Vediamo come da una parte il modello delle corti riecheggi anche in questa figura, che rimane però bloccata in qualche modo e pur essendo virtuosistica, cioè pur avendo una resa estremamente virtuosistica, non riesce assolutamente a eguagliare la naturalezza, la posa teatrale, elegante del Marinali. La fonte di questa idea di ritratto è, a mio parere, quella dei ritratti del teatro olimpico. I teatri ancora, il teatro appunto importantissimo di Palladio, che ha una decorazione all'interno che fu studiata attentamente, e sul tardo Cinquecento, appunto alla fine del Cinquecento, si decide di consentire ai vari olimpici di procurarsi un ritratto, di essere ritrattati, ma all'antica, con un vestimento, quindi con una armatura all'antica, sebbene il volto appunto può essere al naturale. Qui vediamo il ritratto più imponente, più maniloquente dell'intero insieme, che è quello di Leonardo Valmarana, che in veste di Carlo V.
E questa sorta di idealizzazione, cioè questa sorta di nobilitazione che proviene anche dal modello dell'Olimpico, viene così trasmesso anche nelle raffigurazioni, nei ritratti che i marinai faranno numerosi, non soltanto appunto nel territorio, diciamo, esteso della Serenissima. Ma a Giusto Le Court comunque Orazio continua a guardare, trovando però sempre una sua misura. Ed è il caso appunto del Cristo morto che abbiamo visto all'inizio nell'altare della chiesa di San Vincenzo, e che richiama il corpo sicuramente su cui ha meditato, del Cristo di Giusto Le Court, una delle ultime opere realizzate dal maestro Fiammingo, che morirà proprio nel 1679. Anche qui la differenza si nota in una maggiore idealizzazione della figura da parte del Cristo di Orazio, e di una maggiore, diciamo così, calma, solennità, misura, che però muta, come vedremo, con di accento nel momento in cui i marinai si avvicinano invece proprio alla pittura tenebrosa. Ma a Venezia non soltanto c'è Le Court, ci sono gli altri scultori da osservare, con cui misurarsi, con cui diciamo così, gareggiare alla ricerca di un proprio linguaggio, di una propria misura personale. Ci sono anche naturalmente, secondo quello che era il metodo che Orazio probabilmente aveva appreso fin dalla sua formazione, c'è anche la possibilità di vedere che cos'altro hanno fatto i grandi maestri del passato, e torniamo ancora al Cinquecento. Qui stiamo vedendo due statue a coronamento della Libreria Marciana. Sono opere realizzate, la Ercole a sinistra da Tiziano Aspetti, a destra l'Endymione da Caselli. Lì ritroviamo Francesco Caselli, li ritroviamo negli studi, in uno dei fogli che non è stato posto in mostra perché, come sapete, l'album è molto delicato, quindi questo foglio non poteva essere mosso, ma ritroviamo gli studi fatti appunto in alto a sinistra, le due figure, sulla base di queste opere. Sono delle riprese di figure che evidentemente avevano solleticato la fantasia dei marinai, una sorta di appunto che verrà poi ripreso in particolare proprio nei soggetti della statuaria da Giardino. Ma torniamo un attimo alla grande opera, alla grande impresa dei marinai, la facciata appunto della chiesa di Santa Maria di Nazareth, per soffermarci un attimo e vedere come anche in questa impresa il riferimento, i modelli che vengono che stimolano, diciamo così, la fantasia, la creatività dei marinai, sono quelli appunto del Cinquecento, dei grandi maestri del secolo d'oro, della scultura veneziana e veneta, a dir la verità. Stiamo vedendo l'immagine a destra della Madonna, della nicchia centrale, molto lesionata. La chiesa è stata bombardata, ha ricevuto dei bombardamenti, le sculture sono state danneggiate, e però nella figura che la ritrae nell'immagine fotografica che la ritrae con il braccio e con il libro, appunto, il confronto possibile con un'opera di Sansovino diventa, diciamo così, più immediato. È una scultura che ho scelto perché appunto permette, diciamo così, un confronto per le analogie della posa, sebbene anche con delle inversioni che riguardano gli arti e la posizione del bambino più immediato. Ma sono molte, a dir la verità, le possibili vicinanze con l'opera di Sansovino nel ciclo
Così come è possibile rilevare, è abbastanza, diciamo così, istintivo, quello che è anche il modello da cui i fratelli Marinali partono per realizzare la figura del San Sebastiano. Siamo nel registro basso della facciata della chiesa degli Scalzi e anche questa scultura così, così seicentesca, in questo senso, vedete come già qui il corpo si è fatto più vivo, il vento, questo vento immaginario smuove i capelli, le ciocche dei capelli, la sofferenza è più sottolineata e però di fondo rimane questa idea, questa immagine di partenza che è il San Sebastiano di Alessandro Vittoria. Alessandro Vittoria considerava questa opera come una delle sue opere più riuscite. Il San Sebastiano realizzato per l'altare Montefeltro nella chiesa di San Francesco della Vigna. Ma ancora la produzione dei marinali a Padova, abbiamo detto a Padova si recano per lavorare a Santa Giustina, ma abbiamo notizie dalle fonti che parlano di produzioni anche di figure gigantesche, di colossi sono dispersi. Questo che stiamo vedendo sulla destra si trova a Camora Morassutti a Visnà, non sappiamo se questo fosse il suo luogo d'origine o appunto se sia stato trasportato in un secondo momento, ma anche qui i marinali si mettono, diciamo così, alla prova per mostrare la loro capacità e la loro grande perizia di statuari con la dimensione colossale. La dimensione colossale che era stata recuperata nel Cinquecento, qui vediamo l'esemplare dell'Ercole di Bartolomeo Mannatti di Padova del Palazzo Mantua Benavides, uno degli esemplari più noti, ma anche all'interno della zecca, all'interno del portale che introduceva la zecca ci sono tuttora, è l'ingresso della Biblioteca Marciana, due grandi colossi realizzati da Campani e da Tiziano Aspetti. La dimensione colossale viene tentata appunto anche dai fratelli Marinali in questa affascinante scultura, ma ne ritroviamo anche un'altra che è sopravvissuta nel giardino di Villa La Pietra a Firenze, nei pressi di Firenze, e questo in particolare è un soggetto molto curioso che potrebbe rappresentare Noè. Ecco, dicevamo poi della svolta, l'abbiamo visto un po' nella facciata, siamo all'inizio, alla fine del 79, la facciata verrà diciamo così completata con due sculture sul frontone di Enrico Merengo, ma i marinali si erano già rivolti altrove, stavano lavorando a Santa Giustina e però entrano in contatto ed questo è un elemento diciamo così, di vicinanza anche con Giusto Lecurta, erano in contatto, erano stati affascinati, presi, diciamo così, dall'estetica dei tenebrosi. A differenza di Lecourt, però, i marinali, che sono sempre stati più sensibili in qualche modo alla pittura, nel senso proprio di tradurla in quelli che sono anche i valori cromatici, nelle sfumature, nelle particolarità della luce, arrivano a una, diciamo così, raffigurazione, una ripresa dell'estetica tenebrosa molto più ficcante. Noi non abbiamo, Lecourt non arriva mai a questi eccessi, diciamo così, truculenti, come possiamo vedere nel San Simone della chiesa di San Nicolò a Verona, che appunto viene ritratto in questa smorfia terribile di dolore perché il suo corpo è stato
è stato segato e dal suo ventre escono le viscere. La vicinanza con il quadro di Giambattista Langetti è suggestiva perché rende appunto questo clima, questo livello molto alto di tensione che accomuna le due opere pur nella differenza della appunto materica, della loro natura. E questa tendenza che cominciamo a vedere appunto nei primi anni '80 prosegue anche ed entra nella statuaria da giardino. E questi sono 2 esemplari, tra quelli che preferisco devo dire, straordinari, di raffigurazione, di, personaggi tormentati come Tizio, o della vecchia sofferente come Pirro appunto, che getta dietro le spalle le pietre per far rinascere, l'umanità, che compongono un ciclo particolarissimo, dove appunto troviamo soprattutto personaggi sofferenti del mito, dell'esterno del giardino della Villa Rotonda, di Vicenza, dove avevano lavorato i Rubini e gli Albanese stessi. E anzi degli Albanese si conservava una fonte che è stata, su cui i Marinali, Orazio in particolare, ha molto meditato, la fonte della Capra Amaltea. Il contrasto tra la decorazione interna che propone le figure del mito, ma però l'Olimpo, quindi le divinità maggiori nel loro splendore e nella loro regalità, in una situazione, diciamo così, di pienezza, di potenza, di felicità, che contrasta moltissimo con le figure invece realizzate da Orazio e Angelo Marinali, che propongono suicidi, torture e che troviamo appunto all'esterno. Figure di pietra da una parte, figure dipinte dall'altro da uno dei pittori con cui Marinali si troveranno varie volte a lavorare nello stesso momento, il francese Louis Dorigny. Con Dorigny c'è un altro momento, diciamo così, di vicinanza nella decorazione del Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, ed è intrigante il fatto che nel fondo appunto di Bassano, dei disegni di Bassano, ci sia un disegno che è stato attribuito proprio al Dorigny, quasi uno scambio diciamo così tra gli artisti. Mentre invece il collegamento con i Tenebrosi avviene in quegli anni, come dicevamo, viene facilitato anche dalla conoscenza dello Zanchi, che è uno dei protagonisti di questa corrente a Venezia e che collaborerà proprio in quegli anni con i Marinali, sia a Vicenza, nell'altare di Santi Faustino e Giovita, appunto già citato, ma anche per un altare realizzato a Venezia per il Piovene, che non esiste più. La scultura, diciamo, il ciclo scultoreo più affascinante e più difficile da vedere tra quelli realizzati dai Marinali si trova a Monte Galdella, nella villa la villa dei Conti, che è stata poi acquistata da Fedele Lampertico nell'Ottocento. Noi vediamo qui un disegno, la data non sappiamo esattamente quale sia precisamente, ma in basso a sinistra vediamo la pianta del giardino e come vedete è divisa in vari riquadri e al centro di un gruppo di 4 si trova una stella che corrisponde a una struttura straordinaria, anche questa, che viene detta obalisco macchina mondiale. All'interno di questo giardino troveremo, come succede per la rotonda, delle figure, mentre all'esterno
ne troviamo delle altre. Qui si è rovesciato un po' il discorso. All'esterno, siamo negli anni 80, Angelo Marinali, c'è un documento che lo comprova, realizza queste 3 bellissime statue che stanno all'esterno, come dicevo, e che quindi in qualche modo segnano, marcano la dimensione della villa, che è tutta racchiusa all'interno di recinzioni, di mura, come il luogo appunto degli dei, l'Olimpo, dove stava appunto il signore del luogo. Pietro Conti era il proprietario di un'estensione di territorio straordinaria a Monte Galdella, e la sua villa è un centro propulsore da un punto di vista non soltanto economico e culturale, ma anche dal punto di vista, come vedete, artistico. All'interno invece incontriamo una serie di personaggi ancora mito, ma con figure minori, e anche compare per la prima volta nella statuaria da giardino il ritratto della persona comune, che poi diventerà la figura di genere che verrà portata avanti da Antonio Bonazza nel bellissimo giardino di Villa Widman a Bagnoli di Sopra. Questa però è la prima volta che nella villa compare il ritratto del fattore di Casa Conti, cioè di un personaggio reale il quale accoglie il visitatore, perché la statua si trova proprio vicino al cancello d'ingresso. Vedete, ha le chiavi, porta ancora le chiavi, ha il cappello sotto il braccio, perché accoglie appunto il suo signore che torna alla residenza. E insieme a queste figure troviamo però anche questo straordinario complesso che, come vi dicevo, è una struttura unica, il cosiddetto obelisco, macchina mondiale, che è un vero e proprio monumento a Pietro Conti. Alla base della figura all'apice troviamo proprio il suo stemma, e la figura all'apice, la figura, scusate il gioco di parole, Prometeo, cioè colui che ha rubato il fuoco per donarlo agli uomini, il titano che ha consentito appunto la civilizzazione, e che corrisponde, che coincide anche tra l'altro con il primo scultore, perché appunto a lui è imputata, secondo la favola, la modellazione dell'uomo. Qui vediamo come questa straordinaria macchina, un'architettura sontuosissima, sia composta da varie parti, quindi dà l'idea appunto quasi di una rotazione. Ci sono più livelli, nella parte bassa abbiamo i 4 fiumi più importanti che sono collegati al tronco centrale con questi putti straordinari che mostrano una grandissima sensibilità e capacità da parte dei marinali, di Orazio e di Angelo, di cogliere la naturalezza, la gioiosa vitalità dei fanciullini, dei bambini, e poi per salire con le 4 figure femminili che stanno nel perno ottagonale, che sono i continenti, e quindi la figura di Prometeo, che è fiancheggiata da oceano. E anche qui abbiamo una raffigurazione molto particolare che denota una vicinanza con quelle che erano le dispute letterarie, le riscoperte dei testi più rari che riguardavano appunto anche il mito, e si collegano a quella cultura letteraria vicentina che fa capo appunto agli Olimpici. Un altro particolare che mostra lo stemma dei conti ai piedi del titano, e quindi lo identifica quasi come il Conti stesso. Dei particolari straordinari dell'Asia e di Europa. America e Africa. I bimbi è uno dei fiumi, il Nilo. E poi le maschere. Le maschere anche qua è la prima volta che entrano nel giardino,
e hanno una connessione naturalmente con il teatro. Ma l'iconografia che stiamo guardando in particolare, questo Pulcinella, è una delle prime raffigurazioni, verrà ripresa poi da Tiepolo, è un Pulcinella veneto, quello del Baccanal del Gnocco. E infatti noi vediamo che sta cercando di nascondere la sua pignata piena di gnocchi. Una volta c'era anche la forchetta, ora non la vediamo più, che era impugnata con la destra, e a qualcuno, a qualche altra maschera, appunto, a qualche altro personaggio che lo sta insidiando e nel contempo gli fa lo sberleffo. C'è anche Narlecchino, straordinaria capacità di rendere viva anche qui non soltanto la figura, ma anche la matericità. Qui si sente la maschera di cuoio, gli inserti di pelliccia, la differenza appunto tra il feltro del cappellaccio e la barba, i vari tipi di stoffe. Così come straordinarie sono Pantalone e Balanzone, eh, che sono figure prese poi dalle incisioni che giravano su questi personaggi della commedia dell'arte. Anche questi personaggi saranno poi elaborati nel corso del Settecento e diventeranno i personaggi degli intermezzi teatrali, intermezzi musicali attraverso la traduzione dello scalpello di Antonio Bonazza, sempre nel bellissimo giardino che vi ho già nominato a Bagnoli della Villa Wittmann. Ma queste maschere come si spiegano all'interno del giardino, una parte dei conti, è interessante appunto paragonarlo con le incisioni dell'epoca. Qui troviamo Giuseppe Maria Mitelli che ci fa vedere l'allegoria della vita umana, appunto questa acquaforte con delle maschere. Le maschere e con la frase che definisce queste 4 maschere, peraltro appunto Arlecchino, Pantalone e Balanzone, ogni cosa qua giù passa e non dura. Quindi è un richiamo alla vanitas, l'idea della maschera ha un risvolto, quindi non solo immediato, giocoso, legato al teatro, ma anche un risvolto morale, che è tipico peraltro di questo momento e che varrebbe la pena di indagare in modo più approfondito. Ancora non è stato fatto, ma mi ripropongo. Un'altra versione, appunto, un'altra presenza che inizia con i marinali, quella dei nani. Cominciamo a inserire quindi nel giardino della perfezione, degli speri, quindi della mitologia, il nascosto degli dei, anche l'imperfezione. E queste figure dei nani saranno particolarmente amate e riprodotte, non soltanto dai marinali. Questi sono 2 bellissimi esemplari che in realtà stavano nella Villa Trento da Schio e ora sono stati ricoverati in Villa Gardatori da Schio nella grotta dei marinali, ma proprio riprodotti anche da altri artisti. E anche in questo caso un bellissimo studio di Andrea Tomezzoli ha individuato, era stato preceduto da un'intuizione di Puppi, nelle incisioni di Callot la fonte per quanto riguarda tutte queste figure bizzarre. E figure bizzarre che ritroviamo in una villa fuori appunto dal territorio veneziano. Siamo a Potenza Picena, la villa Bonaccorsi. Nel giardino Bonaccorsi noi troviamo figure che sono firmate da Orazio Marinali e dal genero Giacomo Cassetti, che si farà chiamare Marinali. Siamo quindi a cavallo tra poco prima del 1720, che è appunto la data di morte di Orazio Marinali, e una data che abbiamo che è il 1724, dove compare appunto la firma di Giacomo Cassetti, che è il genero.
e una ripresa poi successiva più avanti nel tempo. Siamo nel 1748, quando abbiamo ancora notizia di altre statue che vengono richieste. Allora, in questo caso è meraviglioso, l'ambientazione, siamo in un giardino a terrazza, per cui le statue vengono veramente proiettate sul panorama collinare, il giardino è estremamente curato, suddiviso non soltanto in zone fisiche ma anche significative, ovvero diciamo così, i personaggi sono dislocati seguendo delle logiche di racconto vere e proprie, e troviamo appunto il nano, anche questi provenienti dalle stampe di Callot, di Jacques Callot, oppure delle figure come questa a destra che stiamo osservando, straordinaria. Questa è realizzata da Giacomo Cassetti, risente ancora diciamo così, della forza, della presenza del suo maestro, un po' come succede anche nella Cappella Bassanese di San Giovanni Battista, una raffigurazione di un personaggio che sembra un baldo cavaliere, però in realtà ha il naso porcino, e invece di sfoderare una spada, se si osserva bene, sta sfoderando un gran salame. Questo gioco, queste continue ironie si interrompe però nella zona centrale, dove abbiamo appunto le raffigurazioni delle coppie tragiche di amanti, sotto il dominio della figura che vediamo a sinistra, che è Flora, firmata da Orazio Marinali, e che appunto è da considerare una delle ultime opere realizzate da Orazio per la statuaria da giardino. Ed arriviamo invece così, scusate, sono stata troppo veloce, ed arriviamo invece così alle statue oltreoceano. Allora, queste bellissime figure che abbiamo visto sono fortunatamente rimaste in territorio veneto, ma altre figure invece sono state vendute. Siamo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e le figure dei giardini veneti assumono una nuova importanza, attraggono l'attenzione. Questo accade soprattutto sull'onda della moda del giardino formale all'italiana, a cui si dedicarono architetti, scrittori come Edith Wharton, e soprattutto appunto facoltosi stranieri, tra cui soprattutto americani, che vollero costruirsi delle dimore da sogno come questa che stiamo osservando, che si trova a Miami, ed è appunto la residenza che è stata realizzata da James Deering, e siamo entro l'inizio del Novecento, il 1925 si conclude il tutto, e per adornare questo sogno veneziano, come vedete c'è proprio anche l'isola, e c'era anche la gondola che portava in giro gli ospiti, il proprietario, si arreda il giardino, che è un giardino tropicale, e questa è una cosa estremamente buffa, c'è un senso di stordimento quando si vedono queste sculture con le palme o con appunto della vegetazione chiaramente tropicale, con delle statue che devono essere originali e quindi vengono acquistate dai proprietari veneti che erano disposti a venderle. E qui stiamo vedendo una foto che risale al 1919, le statue sono aggiunte nel giardino, un giardino come vedete si sta ancora lavorando, si sta ancora allestendo, e sono tra l'altro proprio figure marinagliane, De Putti, e dietro quella testa che viene fuori sulla destra è Angelo Marinali, bellissimo Ganimede.
e lo speraio appunto che scherza prendendo sotto braccio la bella. Queste sculture si trovano ancora nel giardino, le potete anche rintracciare volendo nell'Atlante della Statuaria Veneta da Giardino della Fondazione Cini, che è online, e quindi potete avere tutta la serie. Ed è interessante perché probabilmente non conosciamo con certezza la loro provenienza, però c'è un collegamento estremamente affascinante, che è questo disegno di Giambattista Tiepolo. Inizialmente si pensava che fosse stato Tiepolo a fornire di questi disegni di figure mitologiche in forma di statua, c'è una serie, si pensava appunto che fosse stato Tiepolo a passarle ai marinali, in realtà però è il contrario, perché questa statua è stata fatta da Angelo Marinali, che muore nel 1702, quindi è Tiepolo che si interessa alla produzione scultorea dei marinali e ha agio di vedere queste sculture in quello che era il loro giardino d'origine. E questa serie di disegni ci dà modo di comprendere che questo giardino comprendeva non soltanto le figure che sono finite appunto a Vizcaya, ma anche le figure che ora si trovano purtroppo piuttosto danneggiate nei giardini della Biennale di Venezia. Altre sculture invece sono state rintracciate grazie a foto d'epoca, e in particolare le figure che si trovano in un'altra villa straordinaria realizzata sempre nei primi del Novecento, la villa degli Acton, villa che ora è proprietà dell'Università di New York, e qui vediamo proprio il giardino con una festa allestita in maschera in mezzo alle statue venete, in questo caso di Antonio Bonazza, che raffigurano contadini e damine e che provengono in questo loro proprio genere da quelle sculture che avevamo detto essere state introdotte dai marinari. Per identificare queste statue è stato fondamentale questo volumetto che ha fornito Fernando Rigon, a cui sono gratissima, e che è stato scritto dal farmacista scusate, eccolo qua. È partito tutto. Di Barbarano Vicentino, era appunto Villa San Giantofetti, Pedrina. Nel 1909 il farmacista sente, lo vediamo nella foto a destra, sente che il proprietario vuole vendere queste statue che ornavano il giardino, quindi qui vediamo la stessa figura nel giardino d'origine e invece a sinistra la statua ora alla pietra, e compone, diciamo così, assembla questo volumetto con delle foto e con due scritti che fingono appunto delle lettere mandate dalle statue. La prima viene fermata da alcune statue del giardino, come vedete, ed è di questo tenore. Le evocazioni dell'antico Olimpo di Grecia e Roma, intelletti d'amore, ci trassero dal fasto a segno della signorilità fastosa dei vecchi avi. Mute mai abbiamo tradito il segreto di vecchie paurose storie, nei furtivi baci di cavalieri in tricorno e dame in guardinfanti, contente del nostro muto dialogo secolare, armonia di storia e linee, lasciandoci coprire a poco dal colore del tempo. Ed ora l'abbiamo udita la crudele minaccia, per oro imbelle andremo forse schiave all'oro imbecille di qualche ricco salumaio americano che crede l'arte si deva comprare e non intendere. Pietà per noi, pietà per i vostri nepoti. Ma a questo risponde Mercurio, anche Mercurio dal canto suo scrive una lettera al padrone, e il Mercurio in questione ora si trova a Villa Segni, detta dell'Ombrellino, a Firenze,
E il suo è un altro avviso. Mercurio ritiene infatti che le compagne siano delle pettegole, consiglia al suo padrone di non dar retta, perché sono parole accademiche, cioè bugie convenzionali che hanno imparato a memoria da certa gente che dicesi intellettuali, oziosi, che chiamano il lor far niente arte, letteratura, e che io so. Viva Mercurio! Anche a Cristo l'ho fatta tenere. Egli rovinò l'Olimpo e scacciò i miei mercanti dal tempio, ed io ho fatto vender lui per 30 denari. Gli ho fatto vedere che nel mondo tutto è affare e lui stesso merce, e ai suoi successori ho messo in mente di vendere il paradiso a pezzetti con le indulgenze. Son vivi sempre Venere e Bacco, e più di loro io, Mercurio. Da retta a me, vendine le statue. Io so che anche Venere e Flora, che fanno le schifiltose, non sono mai state tanto contente come quando han saputo potersi barattare per denaro. Ecco, io mi fermo qui. Spero di aver dato voce alle statue in modo efficace. Allora, io ringrazio la professoressa De Vincenti per questo ricchissimo viaggio attraverso la parabola artistica di Orazio, dei suoi collaboratori, per averci fatto comprendere tutta una serie di interessantissime connessioni e passaggi di gusto nell'evoluzione di quella che è la statuaria veneta in quel torno d'anni in cui è attiva la bottega dei Marinali. Devo dire che alcuni pezzi mi hanno profondamente colpito. Ricordo, mentre naturalmente faccio anch'io qualche domanda alla professoressa, ricordo che chi volesse può tramite la chat porre delle domande alle quali lei naturalmente sarà lieta di rispondere. Tra le cose che mi sono segnata, che mi hanno colpito di più, per esempio ci sono state le statue di Asia e Europa, se non sbaglio, della macchina mondiale, in cui ho notato questo virtuosismo incredibile nella resa delle vesti, veramente, cioè se si pensa anche alla materia che Orazio ha lavorato per quel genere di statuaria lì, che è la pietra tenera, se non sbaglio, Sì, sì. mi sembrava. Ecco, rendere la sottigliezza di vesti e anche tutte quelle preziosità dei pizzi, dei ricami in una materia friabile come quella, io credo che sia veramente la manifestazione di una capacità straordinaria, così come straordinaria è questa sensibilità di resa di un qualche cromatismo che di per sé sarebbe di per sé negato dalla stessa materia, no? che compone la scultura, ma che invece è proprio una prerogativa dell'area veneta assolutamente incredibile. Una curiosità personale è quella di volevo capire se e in che modo ci possa essere stata un'incidenza, per esempio, della pittura olandese del Seicento, per quello che riguarda in particolare quelle figure, oltre alle incisioni Jacques Callot, chiaramente, se ci possa essere stata anche un'influenza della pittura olandese per quelle figure popolari che animano appunto i giardini. Penso al fattore della villa di Monte Galdella. Sì. Sì, in effetti diciamo, la ricerca che ho citato di Andrato Mezzoli metteva in risalto anche questi possibili collegamenti. Diciamo che da un punto di vista della corrispondenza, le incisioni di Callot sono quelle riprodotte più fedelmente, però sicuramente l'estetica anche olandese, questi personaggi facevano parte, erano diciamo un bagaglio ben noto all'epoca. E tra l'altro ci sono anche degli aspetti che riguardano una produzione che io non ho toccato qui, che è quella da collezionismo, quindi la scultura di piccolo
di piccole dimensioni, che è tipicamente veneta, che ha da questo punto di vista ha delle degli straordinari, diciamo così, esempi di soggetti molto, molto particolari e che hanno anche dei riferimenti, delle riprese alla pittura fiamminga, non soltanto, sì. Quindi molto, Sì. molto aperti, molto, diciamo, accogliere i suggerimenti. Sarebbe interessante capire quanto di questo è partito dai comittanti, per esempio. Questo sarebbe veramente interessante. Un'altra cosa interessantissima è stata appunto vedere la Villa Vizcaya a Miami, che appunto molti di voi sapranno è stata paragonata, comunque insomma presenta dei legami anche di tipo proprio architettonico strutturale con la Carrezzonico che si trova qui da noi a Bassano del Grappa, che tra l'altro ha un giardino splendido costellato da sculture assolutamente interessanti, insomma, sì, tutte da scoprire, quindi speriamo, ecco, che è ancora in via di ristrutturazione, ma credo che siano un po' quasi a fine, a termine dei lavori, soprattutto per quanto riguarda l'esterno. Molto interessante. Infine poi leggo, nel frattempo è arrivata una domanda molto interessante per me, che ho naturalmente studiato quel periodo, è questo collegamento con questo salto temporale con la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, un periodo storico interessantissimo, sì, ricco di contraddizioni, sì, no? Che noi tutti nella vulgata conosciamo come la famosa Belle Époque o Gilded Age, se si usa il termine americano, pensando a tutti questa nuova ricchezza, soprattutto americana, perché è il periodo in cui le ricchezze si trasferiscono dall'Europa all'America, finisce il predominio delle famiglie nobiliari, l'aristocrazia non è più data dal lignaggio, ma è data dal denaro. Questa nuova ricchezza della finanza, dell'industria americana, sì, certo, in qualche modo attua dei veri e propri ratti del patrimonio artistico europeo, ma soprattutto italiano, ma è anche, diciamo, dimostra una forma di ammirazione, anche di sudditanza in un certo senso nei confronti di quella che è la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra ricchezza culturale. Ricordo fra tutti ovviamente Isabella Stewart Gardner, che viene in Italia, acquista tantissime opere, dà vita a uno dei musei più belli che si trovano in America. E poi l'ultimissima curiosità velocissima, Villa Segni dell'Ombrellino a Firenze. Mi domando se è la Villa dell'Ombrellino che è appartenuta a Marcellin Desboutin, famoso artista incisore francese, amico di Edgar Degas, che praticamente offriva ospitalità a tutta la compagine di stranieri, soprattutto francesi, sulle colline di Firenze, e dove hanno transitato, insomma, quasi tutti dei maggiori artisti dell'Ottocento. Si tratta di quella Villa dell'Ombrellino. Credo proprio di sì. Ed è molto interessante perché appunto nei dintorni di Firenze, peraltro, questi insieme, diciamo, di gruppi di stranieri che si sono impossessati di queste ville hanno creato un momento straordinario anche per quanto riguarda la fortuna di queste statue, perché erano assolutamente considerate, diciamo così, secondarie. Poi dagli stessi proprietari, voglio dire, dagli aristocratici che le avevano ereditate. Poi arrivano loro che sono con un gusto raffinatissimo, con delle conoscenze straordinarie, e le acquistano così che poi, diciamo, nel mercato sono state immesse delle quantità straordinarie di queste statue quando si è scoperto che potevano essere appunto oggetto di mercato, e si sono occupate di loro degli antiquari come Davin, per esempio, cioè stiamo parlando del re degli antiquari, e San Giorgi, cioè ci sono, è molto molto interessante questa rete. Quel momento è esaltante per quanto mi riguarda, ed è una parte che mi piace tantissimo, insomma, anche perché c'è la riscossa delle sculture da giardino. Ho il signor, scusatemi, non riesco a leggere tutto il nome,
perdonatemi, c'è un signore che voleva segnalare una cosa alla professoressa De Vincenti, non è una vera e propria domanda, però se è ancora in linea magari mi vuole trasmettere questa segnalazione, io a mia volta... Sono qui, posso parlare? Sì. Certo. Allora, buonasera dottoressa De Vincenti, io mi chiamo Ranieri Melardi, sono uno storico dell'arte, se non mi interesso di scultura. Però le volevo comunicare una cosa che potrebbe interessarle. Io abito molto vicino alla Camorra, a Bisnà di Montebelluna, e i proprietari, che adesso purtroppo la villa è in vendita, io conosco un conoscente del proprietario, dei discendenti, che hanno comunicato a un mio conoscente, che è uno storico professor De Bortoli, che il gigante della barchessa della Villa Mora proviene da un palazzo di loro proprietà a Padova, Villa Morassutti. Allora potrebbe essere appunto uno di quei giganti che si credevano perduti. È un'interessantissima, grazie, una notizia molto interessante. Anche perché la aggiorno che la villa è stata edificata fra il 1722 e il 1730 secondo i documenti. La fonte è Villa di Montebelluna e dintorni, sempre di Lucio De Bortoli, che è questo storico montebellunese che mi ha fornito. Io purtroppo non sono riuscito a parlare personalmente con i signori Vitali Morassutti, anche benché fosse il mio desiderio, perché vi volevo fare la tesi di scuola di specializzazione a Udine, però poi io, non potendo fare questo, mi sono, diciamo, ho ripiegato su un altro argomento, ecco. E quindi no, avendo questa occasione, sperando che ne parlasse, ecco, spero di esserle stato utile per Molto, molto utile. Mi spiace che speriamo insomma che mantengano la villa e le statue. Allora, io le dico subito che la villa è in vendita. Questo è un messaggio, e che le collezioni sono già state smembrate e portate via. Queste sono informazioni alla fine riservate, ma voglio dire, stiamo nella conferenza, questo alla fine io non sto facendo nomi, non sappiamo se ci sono acquirenti, non so. Quello che è interessante è che spero proprio che almeno le statue non le portino via, anche perché credo, io non sono mai riuscito a penetrarvi. Le statue sono state tutte fotografate comunque, abbiamo sì, so tutte dentro l'Atlante, quindi... Sì, lei le ha pubblicate, questo no, lo sapevo. No, nel senso così, come dire, non le perdiamo di vista, ecco. Ecco, no, mi scusi l'invadenza. No, non volevo grazie, è una notizia molto interessante perché appunto la ricostruzione, lì c'è un'altra bella puntata che sono le sculture padovane e la loro fine. Va bene. Grazie mille. Grazie per avermi ascoltato. Grazie Ranieri Melardi. Buonasera. Arrivederci ragazzi. Arrivederci. Ci sono altre domande? Qualcuno ancora vuole chiedere qualcosa, qualche chiarimento, qualche approfondimento? Bene, allora se non ci sono ulteriori domande, io ringrazio ancora la nostra relatrice, ringrazio tutti voi di essere stati qua con noi e spero che sia stato di interesse questo approfondimento su Orazio Marinali. Buona serata a tutti. Buonasera e grazie ancora Barbara, arrivederci tutti.